Due piani a totale disposizione di Veneto Lavoro, il piano terra con una sala pubblica da 80 posti che attraverso il comune sarà a servizio di tutta la cittadinanza. Taglio del nastro a Campo San Piero per la nuova sede del centro per l'impiego ospitato a Palazzo Nodari nel centro della città. L'edificio di proprietà comunale è stato riqualificato e ristrutturato con un investimento complessivo di 2 milioni e mezzo di euro, 1,8 milioni messo a disposizione da Veneto Lavoro con risorse PNRR, 700.000 euro cofinanziati dal Comune. Il Centro per l'impiego ha competenza sui territori di Borgoricco, Campodarsego, Campo San Piero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Tre Baseleghe, Villa del Conte e Villanova di Campo San Piero. Sono oltre 70.000 i cittadini in età lavorativa negli 11 comuni di competenza. Al Centro per l'impiego sono iscritti oltre 5.000 utenti, 550 le persone con disabilità e 1.400 aziende. Nel 2025 più di 3.000 persone sono state avviate a un percorso di politica attiva del lavoro.